Parliamo di lavoro, diventa sempre più difficile pensare e credere che abbia ancora un valore lavorare in Italia. Purtroppo è così in tutti gli ambiti, lo vediamo nell'editoria, insomma, io lo posso dire dal mio punto di vista, ma lo vediamo da tutti i punti di vista e su tutti gli ambiti. Purtroppo il lavoro ha perso di importanza e con esso anche i lavoratori. C'è bisogno di combattere su tutti i fronti e quello di cui parliamo oggi è il fronte call center, perché con il governo che ha varato di recente il DL Energia cancellando l'articolo 36 ter con cui garantiva una continuità occupazionale dei lavoratori del call center, anche per Taranto ci sono dei problemi. Ci facciamo raccontare quali da Andrea Lumino del coordinamento nazionale della CGIL proprio settore comunicazione. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Andrea, quali ripercussioni ci saranno per i lavoratori di Taranto? Le ripercussioni rischiano di essere ripercussioni gravi, perché appunto, come si diceva nell'apertura, il problema deriva da una manovra del governo col quale nella sera dell'Immacolata, anziché, insomma, sarebbe stato forse più auspicabile, anziché trascorrerla con parenti e affini, erano purtroppo lì in Parlamento a fare danni. Lo dico in maniera molto arrabbiata perché noi in questi anni abbiamo fatto tante vertenze, tutte legate a crisi occupazionali, commesse che scadevano, mercato in contrazione, tutte le cose che ci siamo raccontate. Questa vertenza invece è l'avvertenza, passatemi il termine, più squallida, perché è bene che i lavoratori lo sappiano, le lettere di licenziamento, tra virgolette, parlo in maniera metaforica, sono firmate dal governo e dai parlamentari pugliesi che poi vanno a scrivere i post su Facebook e i comunicati di solidarietà, perché c'era una manovra, una legge approvata nel DL Lavoro ad aprile, dove il governo doveva stare fermo e automaticamente quei lavoratori sarebbero stati salvati. Lo hanno scientificamente cancellato, quindi hanno voluto e vogliono mandare a casa 1500 persone in Italia, di cui 200 tra Taranto e Bari. Per cui si devono vergognare, si devono assolutamente vergognare. I vari partiti, i vari esponenti a livello locale, partendo a livello locale, i Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega Nord e tutto quanto il resto, devono sparire, perché la colpa è la loro, e i lavoratori e i cittadini lo devono sapere, perché poi si nascondono dietro i comunicati. Avete avuto modo, al di là dei comunicati, diciamo, e delle voci istituzionali che passano attraverso i giornali, di confrontarvi con i parlamentari o comunque di capire come e se si può risolvere questa questione? Si negano e stanno zitti. Effettivamente non è che abbiano molto da dire. Certamente noi i nostri passi li stiamo facendo. Abbiamo aperto una stagione di mobilitazione immediatamente dopo il voto sul DL Energia, con picchi di sciopero altissimi che sono arrivati anche al 100% in tutta Italia. Questo poi naturalmente noi parliamo della realtà ionica e pugliese, ma questo avviene in tutta Italia perché appunto il problema è generale. Abbiamo avviato un confronto con la Regione e la Regione si è resa disponibile a convocare sia noi sia le aziende coinvolte, che sono Covision per Taranto e Network per Bari, che appunto anche il committente Enel, e avvisiamo i parlamentari pugliesi che noi li sensibilizzeremo a partecipare a quell'incontro, perché devono avere il coraggio di mettere la faccia di fronte ai lavoratori e alle parti sociali di quello che fanno, perché noi ci siamo stufati di vedere che la politica si fa lontani anni luce, ma purtroppo in questo caso non solo lontani anni luce, che fa scientificamente danni alle persone, e noi li andremo a ricordare ogni giorno le loro malefatte. Andrea, ancora 30 secondi, ti faccio una domanda anche forse provocatoria, ma ancora, alla luce della tua esperienza, da tanti anni collabori con i call center, cioè collabori nel senso lavori alle vertenze legate ai call center, ma non solo, al mondo della comunicazione in generale, ha ancora senso avere un contratto? Cioè esiste ancora la dignità del lavoro e del lavoratore, o avere un contratto a tempo determinato o un classico co o altro, alla fine è la stessa cosa, perché tanto ci si saluta sempre con una stretta di mano ed è stato bello. Ecco, il punto è ribalto la domanda. Il punto è il valore che noi decidiamo di dare alle cose, perché da un punto di vista politico purtroppo abbiamo una parte politica, guardate, lo dico e sono davvero molto arrabbiato, perché questa è la vertenza più schifosa di tutte per le questioni che vi dicevo prima, per cui ecco, sono davvero arrabbiato perché qui c'è la volontà politica di mandare a casa 1500 persone con tanto di firme, perché nomi e cognomi ci sono, e parlo dei parlamentari di Forza Italia, Fratelli d'Italia,
Lega Nord e compagnia cantante. Questo le persone se lo devono ricordare quando si va a votare. Ma il punto qual è? È la differenza che si vuole dare. Queste persone fanno politica andando dietro gli interessi delle aziende, di Confindustria, i grossi interessi delle lobby, perché questo è assolutamente questo. Dall'altra parte invece ci siamo noi che semplicemente diciamo che il lavoro deve avere un valore, perché poi al di là dei proclami, nel momento in cui una giovane coppia decide di comprare casa e andare a presentare i documenti per l'acquisto di una casa in banca, se non c'è un contratto, quella casa non te la potrai comprare. Certo. Per cui dietro quel contratto che non c'è neanche la possibilità di un'aspettativa di vita e di dare poi una effettiva qualità di vita, così come dice la Costituzione, un'aspettativa di vita degna alle persone. Il punto è crederci. Guardate, noi abbiamo avuto un'esperienza clamorosa, diciamo così, in Italia, come quella di Teleperformance, dove iniziando con migliaia di persone precarie, con la stabilizzazione sono nati centinaia e centinaia di figli. Perché? Perché è stato possibile investire non soltanto da un punto di vista economico, ma con un contratto, certo, anche in termini di vita. Tanti di questi lavoratori appartengono a quella stagione di stabilizzazione. Allora, i lavoratori lo sappiano, che da una parte ci sono i cialtroni, perché si tratta proprio di questo. Sei stato anche buono, certo. perché a dire cialtroni, perché cialtroni presuppone che uno non comprenda proprio fino in fondo, no? E invece qua c'è proprio la consapevolezza scientifica. Purtroppo non ho più tempo. Sono molto arrabbiato, ecco perché lo dico, sono molto arrabbiato, perché poi guardate, poi io sono uno che ci crede in quello che fa, ci metto anche passione. Allora io credo anche nella buona politica, perché non mi va di fare il qualunquista. Allora mi arrabbio, ma mi incazzo proprio quando vedo i grandi titoli, i grandi proclami sui giornali, i grandi discorsi, i grandi convegni, e poi tutto questo si traduce in altro, fatto da chi dovrebbe rappresentare l'interesse della collettività lì, Andrea, e che ha voluto cancellare.